un po' anche a questi fenomeni, vari terremoti, alluvioni e roba varia, insomma, vabbè, speriamo di no. Ma è la propagazione anche molto, direi, per cui a volte storiche o super antenne per poter fare dei collegamenti, ecco. Va bene, comunque speriamo che anche questo sia un fenomeno passeggero, che pian piano si ristabilisca, no? Bene carissimi amici, perfettamente. Ecco, comunque il piacere è riascoltarvi e sentirvi che ancora voi siete sempre molto assidui. Io purtroppo cause che ho già descritto prima, ultimamente ho dovuto dissertare qui la radiofonia, che è la radio che mi appassiona moltissimo. Bene, allora ritorno il mic a questo punto a Gabriele, non so, forse Graziano già avrà chiuso, allora ritorno per te, IPv5 XJ, Italia Zelanda 0, JQZ, Eliseo Corciano Perugia, a modulato cambio. Oggi molto bene Eliseo, Italia Zelanda 0, JQZ, Italia Whisky 5, XJ riprendendo, forte e chiaro il segnale. Veramente ora stai arrivando come una bomba, veramente bene, con l'FT7 suppongo ovviamente anche con lineare, tutto qui. Questo è quanto, per Sergio facciamo bene anche da M, sì ripeto la modulazione è un pochino più cupa ma comunque R5, importante è la sensibilità, poi a noi non ci interessa certamente la stereofonia, mi correggo l'isonda, sono un capellino alto, ora si è scaldato ma non l'avevo più ritoccato, ecco mi sono portato 3745, l'esattezza 3744.97, 98, tutto lì, ero salita a 250, e ora dovrebbe essere abbastanza a temperatura al VSO, tutto qua. E ora penso che Sergio ti piace il geloso per il discorso appunto che ha già l'alimentatore incorporato, ma se tu avessi voglia di fare un alimentatore come si parlava l'altro giorno, per dire la macchina più bella secondo me sarebbe la RT13 e quella ancora diciamo efficiente ma un po' più piccolina il C11, sono i due apparati che non impegnano tanto, che si trovano, che vanno bene, è chiaro, se te non ti vuoi prendere tempo a fare l'alimentatore, è chiaro, il geloso è sempre un'ottima macchina, anche se io non l'ho mai avuta, però ci sono diversi amici che ce l'hanno e vanno, insomma, ecco l'apparecchiatura lì, tutto lì. È chiaro, per trasmettere una M ci vuole un trasmettitore che sia nato una M, per avere la massima resa,